Stacco della macchina, veloce come di consueto Medusa De Mura che in 50 metri è leader, l'Iso che prova ad andare via dritto per trovare posizione, di dentro serra sotto Gulliver Tan, l'Iso che scende in seconda posizione, l'errore di Gulliver Tan, l'errore di l'Iso, entrambi di galoppo sulla prima curva. Così va Yarissa Urbi, cavallo numero 1 subito Gulliver seconda. Tan squalificato, cavallo numero 5 l'Iso squalificato. Toppata del leader, ne approfitta Iron Horse che risale per gradi puntando con decisione in avanti dopo 300 metri. Ovviamente Medusa De Mura riaccelera, Iron Horse non rimane che rimanere ai largo, chiudendo all'interno Yarissa Urbi. Poi gli altri, squalifica per Gulliver Tan e l'Iso. Sestetto raggruppato al paletto dei 600, passato in decelerazione totale 17,4 per Medusa De Mura che non ha nessuna minaccia visto che Iron Horse si limita ad accompagnarlo, ne esce un primo giro abbastanza tranquillo, Leazzari in seconda pariglia, in terzo in corda Eloquente Loda a precedere il boss in coda al gruppetto, 16,4, 34,2, 400 intermedi comodi, Iron Horse che rimane ai lati di Yarissa Urbi che per il momento rimane in seconda posizione interna rimanendo chiusa, seconda pariglia per Lazzare che segue Iron Horse, 16,2, si riaccelera ma neanche tanto, Medusa De Mura in progressione, il boss all'ultima posizione, terza ruota, adesso Medusa scappa via, di dentro Yarissa guadagna bene, rimane in terza ruota il boss che adesso fa fatica con Medusa De Mura e Yarissa Urbi che prenotano questo duello già ai 400 finali, gli altri che cercano di rinvenire con Yarissa che va a dare la punta a Medusa De Mura al paletto di 200, ultima curva in piena accelerazione, 15,2, Yarissa che attacca e passa a metà retta d'arrivo su Medusa, esce bene dalla corda anche Eloquente Lod, Yarissa Urbi, Antonio Finetti come doveva essere, c'è lotta solo per il secondo con Medusa avvicinata da Eloquente Lod, poi gli altri, la media di chi vince comoda 1,19, Yarissa Urbi, Antonio Finetti.